Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il referendum in programma ad ottobre si farà. I cittadini saranno chiamati a esprimersi sulla fusione delle città di Rossano e Corigliano, la soddisfazione del consigliere regionale Giuseppe Graziano, i dubbi invece del sindaco Geraci di Corigliano. Sentiamo. Sulla carta, adesso, non dovrebbero esserci più ostacoli fino al 22 ottobre 2017, la data indicata per il referendum sulla fusione tra Corigliano e Rossano. Il TAR della Calabria ha rigettato la richiesta di sospensione del referendum consultivo per il processo di unificazione. Il consigliere regionale Giuseppe Graziano si era costituito in giudizio contro la richiesta. Oggi è chiaramente soddisfatto. È una notizia importante, una notizia che attendavamo con fiducia e che dà la parola ai cittadini, come stabilito dal referendum indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale, da deliberazione del Consiglio regionale. È giusto che siano i cittadini delle due città che devono fare la fusione, di Corigliano Calabro e di Rossano, che si esprimano e nel referendum consultivo dicono liberamente la loro se questo progetto di fusione può essere un cambiamento in meglio per il futuro di questo territorio oppure reputano che le cose debbono stare come sono attualmente. E quindi noi apprendiamo con molto favore questa decisione perché, ripeto, sono i cittadini che devono decidere il proprio destino, la politica non deve decidere nelle stanze chiuse, ma è giusto che la gente si esprima liberamente. Questi tentativi o mezzucci di fermare la consultazione referendaria, secondo me, sono antidemocratici e comunque effettivamente forse c'è un po' di timore che il sì prevalga da parte di chi magari non vuole questo cambiamento in questo territorio sociale, economico ed anche, perché no, politico, e quindi usa mezzi vari per fermare un processo che secondo me è irreversibile. L'estate è stata rovente. Tra Graziano e il sindaco Geraci ci sono stati momenti di grande tensione. Oggi il consigliere si mostra conciliante, accantona le polemiche e affida al popolo la scelta definitiva. Io credo che il privilegio maggiore sia quello di dare ai cittadini un futuro migliore e quindi io penso che questa sentenza del TAR possa portare maggiore serenità, maggior dialogo, maggiore equilibrio anche fra chi la pensa diversamente e quindi si può fare una campagna elettorale referendaria con correttezza, con serenità, ognuno per le proprie posizioni, anche accese, ma senza che ci siano veleni, bugie o falsità in giro. Bisogna essere equilibrati, la battaglia politica è anche questa. Da qui in poi tutto filerà liscio. Chissà, la fusione è un progetto condiviso, ma sulle modalità proprio non si riesce a mettersi d'accordo. L'ultimo consiglio comunale a Corigliano è stato di quelli memorabili. Abbiamo dato un atto di impulso a febbraio, per carità, quindi non resta quell'atto di impulso, va bene, però ci sono stati errori e omissioni da parte di chi avrebbe dovuto agire di conseguenza. Noi abbiamo fatto di tutto. Abbiamo, per qualcuno che è arrivato dopo, io devo dire che noi più volte abbiamo, e lo dico a questi, noi più volte abbiamo sollecitato l'amministrazione comunale di Rossano a farsi interprete comunque e ad agire di conseguenza rispetto alle nostre richieste. In esecuzione della delibera consigliare è scaturita una richiesta indirizzata al comune di Rossano, finalizzata ad ottenere un incontro immediato per effettuare verifiche dei rispettivi conti. Nella missiva sono stati anche chiesti chiarimenti relativi al rendiconto 2016.